In apertura parliamo proprio del fenomeno della contraffazione, no al prezzo basso, sia il prezzo giusto. Con questo slogan parte da Padova la lotta contro la contraffazione. Intanto la Guardia di Finanza sequestra 220.000 giocattoli privi di requisiti di sicurezza in un magazzino cinese della zona industriale. Tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Stop alla maratona, vincono solo africani. La Lega Nord contro la maratona di Sant'Antonio, per il consigliere provinciale della Lega Nord dice è da fermare e poi aggiunge vincono sempre atleti di colore. Sentiamo allora. Torniamo alla cronaca, la polizia li ha fermati mentre rovistavano nei cassonetti della Caritas, sono 3 romeni, 2 donne e un uomo, cercavano vestiti, si sono giustificati dicendo che sono in difficoltà economiche e ancora è stato sanzionato perché guidava l'auto senza revisore. Sono alcune delle notizie che adesso sentiremo da Padova e provincia. È tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci, a domani. Dal boschetto dell'Ashish al boschetto dell'eroina, un'area verde di Mortise, era infatti diventata il magazzino di un grossista tunisino della droga arrestato per la 4ª volta. Per prenderlo i poliziotti si sono persino arrampicati sugli alberi e di notte. Sentiamo i dettagli di questo arresto. Intensificati i controlli delle forze dell'ordine con l'avvicinarsi delle feste di Natale, in particolare la polizia ha setacciato i giardini dell'Arena, quelli di Santa Rita e quelli della Rotonda, recuperata della droga dietro una siepe, ma anche nelle piazze. Sentiamo, perché queste non sono le ultime notizie di cronaca, le altre. Adesso qualche secondo di pausa per la pubblicità, tra poco. E a proposito di comuni, quelli più danneggiati dall'alluvione, a Bovolenta niente luminarie, niente regali di Natale agli anziani, appunto a causa di quello che è successo a Casal Serugo. Infatti per addobbare l'albero in municipio ci ha pensato il comune di San Giorgio delle Perti, che insomma un Natale all'insegna della sobrietà e della solidarietà, quello che si preparano a vivere i comuni più colpiti dall'alluvione di Ognissanti. Allora sentiamo proprio i sindaci. Inizia il piano delle vendite dei beni del Comune di Padova per investire il ricavo in nuove opere pubbliche. Lo ha deliberato oggi pomeriggio la Giunta Zanonato. Si parte con 3 terreni edificabili alla Guizia a San Lazzaro e con la vecchia scuola di Torre. I dettagli. Parliamo ora del ponte dell'Immacolata, sottotono, ma è già tutto esaurito per il Capodanno negli alberghi della zona termale, un turismo decisamente cambiato all'insegna del Mordifuggi, quello che si registra tra Abano e Montegrotto, dove tra gli operatori regna comunque un certo ottimismo. Ascoltiamoli. E ora sentiamo che cosa ci riserva il meteo e le previsioni del tempo, speriamo poca pioggia. Sentite. Piazza Garibaldi chiusa questa mattina per la celebrazione della Madonna dei Noli. Il discorso del sindaco e del vescovo sono stati improntati sulla difficoltà di attraversare la crisi. La fede e la solidarietà, hanno detto, possono diventare i fari per uscire da questo momento buio. Sentiamo allora proprio i discorsi. I discorsi e le preghiere della Madonna dei Noli si sono tenuti in via Verdi, proprio nel cuore del commercio padovano e davanti a tutti i negozi aperti. Qualcuno temeva che il vescovo lanciasse il suo rimprovero sulle aperture festive, ma così non è stato. E così la prima giornata di shopping natalizia è stata condizionata in negativo solo dalla pioggia del pomeriggio. Sentiamo un po' di testimonianze ora. E ora la cronaca, avevano appena rubato un Opel Corsa in Prato della Valle, ma i carabinieri li hanno intercettati e fermati a Sarmeola. 2 magrebini fuggono a piedi, il terzo, un tunisino di 33 anni, viene fermato e denunciato. Ma sentiamo anche altre notizie di cronaca, anche dalla provincia. Edizione di Padova dei nostri telegiornali che si apre proprio con questa sfilata. 1 migliaio di studenti degli istituti superiori padovani ha sfilato questa mattina per le strade di Padova. Continua dunque la protesta contro la riforma della scuola targata Gelmini. Le immagini e anche naturalmente le interviste. Siamo alla cronaca, è stata identificata delle riprese delle telecamere interne del supermercato. Secondo la polizia il vero capo di una banda di nomadi che da anni appunto agisce nel Padovano, già nota alle forze dell'ordine, responsabile della brutale aggressione al direttore del supermercato lì di Terranega. Il servizio allora è l'intervista al capo della Mobile di Padova. Ben ritrovati in studio, adesso lo sport, il calcio di Serie B, prezioso pareggio 1-1 del Cittadella in trasferta a Crotone, Granata in svantaggio, dopo pochi minuti si salvano su rigore con Piovacari. Nell'anticipo di ieri sera invece il Padova, dopo 3 sconfitte consecutive, è tornato alla vittoria battendo il Sassuolo. Il resoconto. E continua il nostro magico viaggio nel mondo dei presepi realizzati da voi telespettatori. Questa sera le nostre telecamere sono a casa della famiglia Gaborin di Galliera Veneta. Allora vediamolo insieme.
Adesso la cronaca, i carabinieri di Padova hanno arrestato un anziano di 77 anni accusato di aver avvicinato e tentato di baciare una ragazza che aspettava il fidanzato proprio davanti al portone di casa. Sentiamo. Raffica di furti in provincia di Padova, dove i ladri hanno svaligiato 3 abitazioni approfittando dell'assenza dei proprietari. Sono spariti gioielli, computer, generi alimentari tra Corte, Saunara e Celeseo di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Allora sentiamo però anche altre notizie di cronaca dalla provincia e anche da Padova. Ebbene, davvero bello, adesso però vediamo le previsioni del tempo per domani. E per qualcuno, per gli alluvionati, è davvero Natale. A Bovolenta oggi il sindaco Meneghello ha firmato 97 lettere per i suoi cittadini alluvionati. Sono gli accrediti bancari dell'acconto del rimborso del governo. Noi siamo andati a sentire le reazioni allora all'arrivo dei soldi. Ascoltate. Ed è un imprenditore veneto, Ennio Doris, a stanziare 500.000 euro per gli alluvionati veneti. Intanto nessuna polemica tra provincia e regione per quanto riguarda la ripartizione dei fondi stanziati. Guardate. Adesso qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi per la seconda parte del TG, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio per i saluti, grazie per aver scelto l'informazione di Antenna 3 Nord-Est e naturalmente ci vediamo domani se lo volete.